Pronti? 1, 2, 3. È buona la prima, è buona la prima. E andiamo subito a vedere come si svolge la corsa. Gabri Cup, che è una delle cavalli più attese, a 40 metri a recuperare, ma andiamo a vedere chi ovviamente riuscirà a prendere le prime posizioni. Roberto Vecchione ovviamente ha subito messo una monetina per le prime posizioni, ma in questo momento viene sfilato da quello che è Gambler Trio che si mette nella posizione di comando dopo un parziale di 16-4, e Gambler Trio incomincia subito a darsela a gambe. Dietro di lui Her Highness con Roberto Vecchione, e poi arriva anche Gianni Spritz e Gambler Trio, che sono i due cavalli più appoggiati. Si accuccia in seconda posizione Gianni Spritz, anche vista l'andatura comunque relativamente sostenuta di De Filippis con il suo Gambler Trio, e quindi due cavalli molto attesi nelle prime due posizioni. Her Highness è in terza alla corda, e poi comincia a formarci il treno esterno guidato da Genève KB Font. Parliamo di un parziale da 16 che arriva quindi a 31 per i primi 400 di corsa, e vedete che Gambler Trio ovviamente non ha tanta voglia di farsi moderare, ma ovviamente è un cavallo che ha dimostrato l'ultima volta di poter comunque ben svolgere il suo compito. Andiamo a 31,9, quindi 15,9 per quello che sono gli ultimi 200 metri, con le posizioni che rimangono tali. Genève KB Font, che ovviamente davanti a tutto ha Ari in faccia e prova a trascinare il treno degli esterni, dove si affaccia in terza ruota Gabri Cup. Gabri Cup incomincia a bussare alla porta, quando abbiamo anche lì nelle prime posizioni Goccia Azzurra Cup, e quindi Gabri Cup incomincia sempre in terza ruota, ma supera tutto il treno esterno alla destra e si mette ai fianchi di Gambler Trio. Quando entriamo a un parziale di 31-1 e 14-5 degli ultimi 200, incominciamo a entrare nel vivo della corsa. Gambler Trio ovviamente incomincia a riaccelerare l'andatura. Gabri Cup è alla sua destra, segue sempre Gianni Spritz, e a destra poi troviamo ancora Genève KB Font, che prova a studiare bene la situazione. Dietro di lei Goccia Azzurra Cup. Stiamo per entrare nella penultima curva con Gambler Trio che ricomincia a menare le danze. Improvvisamente Gabri Cup rinuncia alla lotta, segue Gianni Spritz, e dietro di lei c'è il numero 10 di Goccia Azzurra Cup. Goccia Azzurra Cup che prova ovviamente a ricucire un po' lo strappo. Gambler Trio prova a tenere la prima posizione. Gianni Spritz non sembra avere grandi argomenti, provano anche altri cavalli. Arriva il numero 14 di Greenfire di No, che supera tutti e prende la seconda posizione, anticipando in open stretch il numero 12 di Genève KB Font, e quindi abbiamo la vittoria di Gambler Trio, leader dall'inizio alla fine. Grande prestazione appunto di questo cavallo, che bissa una grande vittoria di poco tempo fa, sempre qua sulla pista di Bologna. Quindi primo il numero 8 di Gambler Trio con Giuseppe De Filippis, che vince questo TQQ all'Arcoveggio di Bologna. Guardiamo gli altri numeri a seguire. In seconda posizione c'è fotografia, ma immagino il 14 secondo, il 12 terzo, poi Gianni Spritz direi al quarto posto, a precedere Goccia Azzurra Cup. Ovviamente gli arrivi sono molto stretti, per cui lasciamo ovviamente alla giuria il suo compito. 2:38,7 per il rotolo completo di questo doppio chilometro per il TQQ, il premio Jugoplastica, che appunto ha regalato il succetto a Gambler Trio, Giuseppe De Filippis per Massimo Chiarini.